Benvenuti, oggi è giovedì 28 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 16:43. La luna si leva alle 4:08 e cala alle 14:50. Oggi si celebra San Giacomo della Marca. Il nome Giacomo deriva dall'aramaico e significa seguace di Dio. Oggi 28 novembre si festeggia la giornata del Mediterraneo. Si tratta di una celebrazione dichiarata nel 2020 dai 42 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo per mettere in evidenza il patrimonio millenario del Mediterraneo come centro di dialogo culturale. Una comune identità mediterranea favorisce gli scambi interculturali e abbraccia diversità linguistiche e religiose in una regione che ospita più di 480 milioni di persone in 3 continenti. Auguri a Martina Stella che oggi spegne 40 candeline. Esordisce al cinema nell'Ultimo bacio diretta da Gabriele Muccino. Pochi anni dopo debutta in teatro e poi in televisione partecipando a numerose fiction. Auguri anche a Massimo Recalcati che oggi compie 65 anni. È uno tra i più importanti esperti di psicoanalisi in Italia e diventa molto noto grazie alla televisione. E infine auguri al calciatore Fabio Grosso, oggi 47enne. Campione del mondo, nella finale del 2006 segna il gol con il quinto rigore, consentendo all'Italia la conquista del titolo dopo 24 anni. Il creatore della Roma barocca, Gian Lorenzo Bernini, soprannominato il Michelangelo del suo tempo, muore il 28 novembre del 1680. Autore di numerosi capolavori, è l'architetto della fontana di Piazza Navona e di Piazza San Pietro a Roma. Per l'interno della Basilica Vaticana realizza il baldacchino di San Pietro e per l'esterno il colonnato come simbolo dell'abbraccio cattolico al mondo. Ma sapete come funzionano le automobili? Sono costituite da un insieme di impianti che generano energia e la trasmettono alle ruote. Una serie di ingranaggi meccanici consentono di sterzare per cambiare direzione o di frenare applicando una forza frenante. Ma sapete qual è stata la prima auto di serie con cambio automatico? Si tratta delle auto Oldsmobile diffuse negli Stati Uniti a partire dal 1940. Buongiorno ai 12. Se ieri sono state la Luna e Venere a scompigliare un po' lo zodiaco, oggi lo sono la Luna e Marte, luna agguerrita più che mai che risveglia un po' le forze scorpioniche e marziane. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, sicuramente tutta questa incidenza marziana sta stimolando i vostri centri passionali e attivi. Redivivi e con tanta voglia di fare, oggi tutta questa energia che sembrerà disordinata invece vi farà gioco per arrivare ai vostri obiettivi. Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna veramente molto agguerrita e che soprattutto insisterà su alcuni affari che riguardano il vostro benessere emotivo e sentimentale. Oggi potreste essere un po' nervosi e potreste anche commettere l'errore di rispondere in maniera un po' incisiva al lavoro. Siate un po' più padroni delle vostre emozioni. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna che risveglia tutti questi centri marziani. A mitigare il tutto però è un Plutone benevolo nei vostri confronti che vi sospinge comunque a essere saggi, a mantenere la calma, un po' anche a fare in modo che le cose vadano secondo le vostre aspettative. Con il carisma che Plutone vi regala, oggi sarà un gioco da ragazzi. Cancro, la vostra luna sta dando spettacolo ancora oggi. Se ieri con Venere imperversava nello zodiaco, oggi è con Marte che ce l'ha ed è assolutamente disposta a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi. È una giornata che ha sì delle tensioni, ma che ha un grande carico di energia che, se ben indirizzato, potrebbe segnare la svolta.
Leone, giornata oggi piena di emozioni, con una luna che quadra al vostro Marte. Oggi gelosia e un grande istinto combattivo vi contraddistingueranno, cercate comunque di sapervi dosare. Il sole, che è il vostro timone e la vostra direzione, invece intrigono e quindi vi aiuterà a canalizzare l'energia proprio dove vi serve. Vergine, con tutto questo bailam zodiacale, qualcosa si muove, ma qualcosa intorno a voi, quindi senza colpo ferire, se sarete talmente abili da essere diplomatici e discreti come sempre, le cose andranno come voi desiderate, senza che però voi muoviate più di tanto, fate fare agli altri. Bilancia, la luna oggi abbandona i vostri gradi proprio per generare un cumulo di tensioni marziane proprio nella vostra seconda casa, quindi la casa dei beni e degli affari. Seppure oggi qualcosa tenterà di farvi saltare i nervi, voi mantenete l'animo saldo, poiché i vostri obiettivi non saranno assolutamente inficiati, ma lasciate che defluisca questa piena di emozioni che sembra comunque investire le persone intorno a voi. Scorpione, oggi la luna entra nei vostri gradi agguerrita e marziana più che mai. Oggi è proprio una sferzata di energia, un qualcosa che vi spinge a ridestarvi, ad alzare la testa e anche a gridare e a tuonare le vostre volontà, che saranno a questo punto assolutamente rispettate ed eseguite. Fatevi forti. Sagittario, voce assolutamente molto dinamica quella delle stelle oggi, che udite con grande attenzione, proprio perché il vostro sole è in perfetto accordo con Marte, ma le emozioni sembrano essere distoniche, il che vi darà la forza di dialogare con le vostre emozioni in una maniera più decisa, corretta e soprattutto di ridimensionarle orgogliosamente come solo voi sapete fare. Capricorno, la giornata oggi, con le tensioni marziali generate dalla luna, sembra essere una giornata un po' caotica che vi richiederà molta attenzione e molta azione. Vi stancherete un po' a fine giornata, ma considererete che comunque sarete riusciti a sistemare delle faccende abbastanza complicate con grande successo. Acquario, giornata oggi che prevede una luna assolutamente in quadratura che risveglia le energie marziane, quadrata proprio al Plutone che avete nei vostri gradi, rincarando un po' l'opposizione di Marte. Oggi potreste essere decisamente contrari a delle decisioni corali, ma avete imparato assolutamente a essere un po' più opportunisti. Urano, il vostro pianeta, vi soccorre, per cui lascerete semplicemente che gli altri facciano proprio le spese e vivino le conseguenze delle scelte che voi avete, un po' come Cassandra, pronosticato, che non sono proprio quelle ideali. Pesci, la giornata di oggi prevede una luna acquatica agguerrita e forte. Oggi vi si invita ad una presa di posizione molto forte al lavoro, consci e forti dei sentimenti che avete, ma soprattutto del vostro credo coerente, che non si farà ritegno di chiedere agli altri di assumere delle responsabilità che devono assolutamente osservare. Il rispetto per voi sarà fondamentale oggi. Il 28 novembre del 1954 muore a Chicago il fisico italiano Enrico Fermi. Alla fine degli anni 20 si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati, noto come i ragazzi di via Panisperna. Nel 1938 Fermi riceve il premio Nobel per la fisica per la scoperta di nuove sostanze radioattive. La promulgazione delle leggi razziali lo spinge a emigrare negli Stati Uniti. Immaginate di essere al ristorante, il piatto che vi viene servito è un vero capolavoro, colori brillanti, disposizione armoniosa, un vero spettacolo per gli occhi. Bene, il proverbio "anche l'occhio vuole la sua parte" esprime proprio questo concetto. PS, l'importante è non fermarsi solo a quello. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi fu una delle donne più belle del suo tempo, Virginia Oldoini, contessa di Castiglione.
Il cugino, il conte di Cavour, le propose di andare a Parigi in qualità di spia, in occasione dell'alleanza franco-piemontese. Ebbe numerosi amanti, tra questi anche Napoleone III. Fino alla morte conservò la vestaglia di seta a ricordo della notte passata con l'imperatore, grazie alla quale, a suo dire, cambiò la storia dell'Italia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Costruisci i tuoi sogni o qualcun altro ti assumerà per costruire i suoi. Vi auguro di sognare sempre in grande e di circondarvi di persone che vi sostengono e vi permettono di credere in voi stessi. Io vi aspetto domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.